Osteria numero 1. In casino non c'è nessuno. Ci sono solo preti e frati che si curano, beati da che la ben biondina, da che la ben bionda. E ora agricoltore, ascolta la roba, questo è un messaggio per tutti i giovani del Veneto. Il dialetto veneto va a parlare in tutte le case, in tutte le famiglie, anche agli albanesi, marocchini, stranieri che vengono qua, deve impararlo, perché il dialetto veneto non è solo il dialetto, ma è una vera lingua. Mi detesto le persone, i 4 trevisani di merda, di quelli che sta in centro, che dice, io, dialetto, cosa sia una cariola, una badia, cosa vuol dire sapere a terra? Allora, ma non ti capisci, porca puttana, che quella, cosa vuol dire sapere un campo? Fatelo spiegare da qualcuno, da un contadino, no, avrà fatto il contadino della seconda guerra mondiale. Cosa vuol dire Dio? I giovani d'oggi pensano solo a stillettarsi, Armani, Gucci, Soso, avanti in trio, al posto di pensare ai campi, al trattore con spagnolame a trio, a Sappa, gli deve svegliarsi fuori altro che discoteche, trattore con spagnolame a trio, aiutare i poveri vecchi che ormai ne polpi. Per cui, tu giovani che stai guardando tele agricolo vise, in diretta solo su YouTube, diventa agricolo e impara il dialetto veneto o quello boaro, quello che parlo me, capito? E anche di non rinnegare sta cultura. E non rinnegare mai questa cultura, perché io non mi sento italiano, io mi sento boaro nel sangue, capito? Vota al visere per un mondo con più le ame.